E t'ho pregato, mi fa male la capa. Quando canti ti fa male la capa, quando canti nell'altro l'ora ti passa. E poi cantavo, che guardavo un rock nel pensato. È che sono un rock lì. Ma che dici? Dove messi? Tu poveri ora. E te qualcosa? No, che te che mi mangiasse proprio puzzacciata. Ma hai cantato forza? Non devi che fare, nessuno va ti pazza paga. E cantavo tanto che non bello innamorato. Ah, faccio che non lo faccio ne. Ciao, ciao. Sì, io sto salvando la coppa nava, ma che da partita America. E a te io che mi serve 7 cose. E sta qua, scopa. Di che mazza. E cantavo. Sono qui, fra le tue braccia mo, legata come lettera. Io, tu e le rose. Io, tu e l'amore. Lui, basta zitta, milla pizzioletta bene. Dice buona. Lo sai, t'ho pregato. Mi fa male la capa, ma ti senti quando canta? Io saggio, tu canti perché mi vuoi bene. Ah! Ma che passato? E pure io. Pure tu, vabbè. Ma che manco frate, si capisce. E pure io ti voglio bene. Come una sola, si capisce? Sì, sono tutti fratelli e sorelle, se la avuto un bene. Ma stare zitta, che abbiamo salvato il bastone. E sta qua, scopa. Di che mazza. Cantavo. Ecco, cane ragione. Quando si gioca a carte bisogna stare in silenzio, bisogna stare in concentrazione. Basta! Basta! Con parlare, io cantare. Che stia mese del rosa, che stia mese l'amore, sa fa l'aria di rose. Noi, ma mi sa che è il tuo festival? Ma pensa a faticare, in silenzio, ci si mi spiega. Volevo cantare, ma racconta tu. E che hai detto qua la capa? Io ho messo il prossimo, mi presento al fischio per l'estate. È un pernacchio per Sanremo. Non mica penso c'era un mezzadore. E che c'è tra, sì? Perché se non dovesse bene non cantasse e tutte queste discussioni non succedessero. E te l'ha già detto tante volte, Rosa, non canta. Non canta, che fai schifo quando canta. Lascia cantare a me che è meglio, no? Chiaro, lui canta sta canzone a pasta calotta ci fa fammi stare. Ve lo prometto. Ma che stai per mare, come adoro stasera, tutto il mondo mi pare più scritto che all'era non saccio perché. Vieni a Caluciana, tu che ancora a spadella, porterino dei capelli sia femmina bella che hai voglia vedere. Sta tarantella napolitana, insieme a te Luciana, che si fa per si bella, con l'incamorra che è castagnella, sotto la luce delle stelle, sto cuore che balla, pure sta balla, sta tarantella napolitana, insieme a te Luciana, che si fa per si bella, con l'incamorra che è castagnella, sotto la luce delle stelle, sto cuore che balla, pure sta balla. Stai comoda, sono anche per te. Ma quanti antipati che sta papà già preso. Guarda, dimmi per sta partita in Santa Pace. Come promesso, è venuto al festival. Chiaro. Ora io una. Tutti i rispetti, donna
nessuno. All'obbedienza, donnazzo. È arrivata a Bama, la contessa la pisciscella, più ne fai sta faccio sulla scia. Oh, se fosse vista la fruccia. Tra poco venite venire. Teniamo l'appuntamento a capo a chi la fa. E allora quando viene, dicitele che l'ha già parlato. Sarete servite, donnazzo. All'obbedienza. Tu virasti le pietre, non paga fatto proprio te. Pancere, io ci ho salutato. Veramente, non ti senti buona, come tu sei stare chiappilato. Ah sì? E tu? Tu pure tieni una catarra. Sì, me la mi scadesse qua fuori. E allora spilatelle sto portosere. Tempo di appilato, mi dispiace. E spilatelle perché salutare è cortesia e rispondere è un dovere. Ma parlata maestra, Stiruisci. Bambini, Onassu, tu pure tieni appilati i portosi. Onassu, io sto sfilata a tutte parti. E allora accompagnami, che già fanno un servizio importante e oggi bisogna uno che mi guardare. Ah, io di capessa, yamma, Aspetta. Vita bambini. fatto. Andiamo gente bambini. Buona giornata, mangiate limone alla faccia vostra. Ah, dai, columbri! Se l'ha portato che la faccia tosto. Hai ragione, che faccio i corna vecchie? Olè, dai, cantiamo una bella canzone. Toto, scusa, mi messi pronto? Prontissimo. Tore battuta, una donna murata, toto si fa, za za. I cossonamento! E parate a cantare! Avete fornuto i fezzette e portate rispetto per una donna cornificata! Sia fatta puntatrice! I poveri. Bravo! Che è? Le sembra femminile, fallo mangi! Che è? Lo fate? Ma che sto dicendo? Fate? Che le pagine due? Ma dove ero aiuto che lo fa perché la buona cristiana. Si esce sorda in tutto trovo, fa fragelle le cose! Sparagnate sta mazziata, siete a me! E non basta guarda. Vieni qua! Vieni qua! Mamma muore subito! Ah, boh! Sei contento? Brava, Luigi, ti ho detto bambinillo! Sta facendo pure sta schifezza da gente! E beh, Scusate, non volevo dire la schifezza! no, ma pensate. La puntezza da gente! Mi stai onda. Anna regina, cerchiamo la fornice, siamo capiti? Ma cacciami! Cacciami! Ma tu i nostri divisci mi hanno capito! E donna. Frustella! Frustella! Questa è nata che sa appiccica sempre vai. Frustella! Sta attento a tua sfida nuova! Ah! Mi fa proprio piacere! Così adesso un po'! Ma con chi là? Sicuramente mi sta chiamando, non mi sono su, per la iatta scurtugata, ma guarda che accirano! Ma ti sta! Nanni! Ma ti sta! Nanni! Con chi là? Cosa chiamano? Mi sono lì. Come dicevo, si tratta Ha fatto boccare una sul figlio. sta mangiando portato questo. Oh, ma la sto pesce. Chi lo piazza è disgraziato. Non ha appena sentato una carne ci vedi più. Ne, gli ha cercato di piacere di legare più mosso per fare. E chi le dà zampa della per forza vuole non gli chiama a padrone. E da lei andava fino a quando le carnità non avranno mentre stava con lei. Che fa? Sei stato bravo? E perché? E voi dritti che avete più da finire proprio. Gesù, che faccio vita, ma non è proprio, non è mai tosto! Anzi, mi hanno perché non sacca! È una città dove sono messo la mezza cultura, una città di Napoles! Sì, è stato. Può andare bene, mi dispiace che non mi ce ne valore! Era un gatto messianico! E che mangia adesso c'è scamafo, non si faceva! Regino, tu mi hai mangiato solo la fatta ieri sera! Sto mangiando un solo non so così! Uè, è carnato! Mimì, oggi giunte, ma parlo di Trevino. Donna Nannina, non parlo di Trevino, che le gragna. Trossi di ritagliare le labbra, perché hai detto forza! Buio, non ci facete compagnia. Io signore, io vi non vengo, non mi beva. La verità, donna Nanni, prima è vero ci volevo mangiare qualcosa. Ah sì, e mi va con voi, io offro una bella tazza per voi e c'è canari. Non volete da studiare, diciamo mi dà buona no. Trasimo e pigliamoci solo vino. Riesce buono, Mimì? Sì, ma se può avere una prolea. Vai a mia tazza, Mimì. Ma lo sai bene si risciangato, mio signore, o mi
Santo Benedetto. Chi l'avrà ragione? A sorra candela, mi stiamo di a canna e cervello. Oggi vengo mazzo per tutto vita. Fammi di va. Sto venendo, non stavo a fare. Mimi, ho vale un altro bicchiere. Oh, bene. Che volessimo fare una bella partitella in Santa Pace. Ma buscare da loro, chiami questi qua. Ma sto capo quando vai? Fammi! Buoni sbagliati assai. Amici, salutiamo. Salutiamo pure a te. Come ti dicevo, tu ieri sbagliato assai. Accordo questa capo. E questo che io dico? O divino, sapete un fornito. Verniere, io è l'azione meglio, rispondo solamente con il capo. Poi, ho detto capo. E allora? Capo! Niente. Beh, ho capito, salutiamo. Salutiamo pure a te. A me salutiamo, ma tutte e tre, salutiamo. Salutiamo pure a te, bambini. Ma si può sapere che è successo? Ma non sapete niente. No. Mira, no. Ma ieri Luigino Bambanilla ha mancato di rispetto a tutto il suo padre. Io figlio Michele Scugnato che comanda a Monte Calvario. Ma che stai tu qua? No, quello dice che sto qua per la salute. Ce l'hai già stamattina, ma Luigino non può c'è. La firma convince. Sì. Ma ci vuole non mi sostanza, non mi coraggio. Sì. Roma, falla a chiamare. Io. Vai! Vai! Stai surando la chiamare! Ma tu sto chiedendo, ma va. Vai, vai. Che spara? Che sparata, mi faccio sturno! È giornito, sto rubinetto. Bambini. Esci da fuori che devi parlare. Aspettiamo che andiamo pure con questo tu. Sì! Avviato! Sì! Il lungo un occhiazzo! Andiamo. Allora! Oh, due! Ah, sì. È buona la sigla. Ma non ti è? È buona la sigla. Sto presente. Hai mi fatto la società di caga sotto! Ma dove vai da voi? E non è visto che mi hanno chiamato gli amici. Mi ha ricevuto la rosa chiusa sotto il braccio con quella mia signora. Niente. Ha voluto essere vista la cosa. Ma cosa? A cosa? A festa, a macchina di seconda mano che te. Non tu credi? Geloso. Ma può capire che soltanto sia la sposa mia. Zio. Tu giuro un po' a buonanima la nonna. Ah, nonna tua, ma che l'hai visto? Sì, ma si tratta ancora di qualche giorno. Lei tuo dottore, tiene 97 anni e sta malata da 30 anni. Ma che mora la nonna mia, ha diventato tu l'unica femmina della vita mia. E a così mi può lavare i mutandini e i cassettini. Sì, mi piace! Io sono a lutta e che se mi vuoi di così non facendo! Ma sbatti da fare ogni 4 e 14, non stiamo facendo niente di male. Oh, Nanani, ma che ti dei ciucciuette l'ha presa? Ci vuole preso ciucciuetto! Ma sei tu? Ma che tu sei ciucciuette la bocca? Ma niente, stanno aspettando a te. A me? È una questione di vita o di morte. A morte! Van presto. Anni tu fa. Stanno aspettando a me. Stanno aspettando a me. Hanno saltato a mare, Cristo! Oh Nanani, Sì! oh Nanani, datemi un po' che coraggio. Luigi, vieni! Un po' che coraggio, Nanani. Vieni! Luigi! Ehi. Sviglia! Oh Nanani, chiamo più. Oh Nanani, chiamo più. Rosa, dammi un po' che coraggio per tu. Luigi, vieni a piare poi il coraggio, vieni a Sì, oh Nanani. sviglia! Oh Nanani! Esca! Ma che ti
attacca corpo. Rosa. No, preferisco a Rosaria. Va, ma torna a raccia. Ma che parti va a guerra, visto? Ma qua guerra! E quando a muino che state facendo? Ma da fare una masciata o cositore? Vaca! Mia pilota! Sento tu a chi non ti spuso, ma che mi sa fare che mariuola e cadere ma non lo sa che è ricca e poi pure mi c'è! Perché tu non devi conoscere con tua Beppe Provolone, non fa parte della camera purista? Io non avevo un risto! Chi lo sa che te va un uomo c'è mia, ma io mi parte di Santa Cruzzo! Madonna, ma che vuoi? Fammi fa! No, che sta pensando che non va a morire un sescio tutto! Non sai, mi giochi! Ha già sparato. Cornuta, cornapiegara, scurnacchiata, curdisca. E non mi rispondere, o se no ti offendo. Andiamo avanti, Io faccio parte mia, siamo alla vita. Sono due scuse faccia mazziata. E che già ferruto? Poi non passiamo, come era Pasqua. Io mi metto a pizza. Farai anche a usi e piegare. A tutte e due. E a neve è ferruto. Lo vado per stare a capo. A tutte e due. Chiamano da Beppe Provolone. E sono meglio guappa d'orione. Occhio lungo, non va sorda. Capito? Ma ieri. Tre munigliane venga a Rederina. E portami pure la munigliana vecchia, nonno, ti capito? Così viene meglio la parmigiana. Ma faccio sempre annanza. Che lo patatero. Ma chi è? Ma chi è che sta parlando? Non ci capi, non vede niente qua. Chi è? Chi si presenta? Oh, la Luca che è? Ah, no, voglio sapere che lo so. Non so. Vai, Massimo piglia freva, parola mia. Venga massare morta in quantità. Ma che sei rotta cristalliere mamma te? E che si da me? Non mi fa niente. Però sono sempre io nonna. Se non la finisce di sputo in faccia. Ma chi sì? Ma che vuoi? Presentate. Io sono pure da capo perché mi ci ha divertito. E beh, che c'è fa? Proprio A chi va questo biglietto? Ragazzi, E per sta divertire così. Ma mi dico patatella. Ma vabbè, però sono sempre io non. E va alla vita. Non che si va appiccicando! Chi mi stia appiccicando? Che non disgraziato è Giacobbo. O Chianghiere. Ah, un bianchino. Io ogni volta che mi vede si permette di dice la testa a me, ogni volta che passa, salutammo con l'ardella a me. Con l'ardella a me. Sei mai con l'ardone?
Non sono questo rompe questa maniera. Una nonnina bella, Sì. sempre bella e pimpante. Sì, Che sì. cosa mi avete cucinato di buono oggi? Per voi, P, esclusivamente una bella tazza e brodo con piezze carnarinda. Mamma mia, guarda, è quello che deciderà. Come c'è la carne voi, una panicciuna. Ci converto che l'avete cucinata con la mano del cuore. Pure qualche pere. Vorrei sapere una cosa. Sì. Vorresti mangiare qua fuori? Perché? Un micione vuoi stare un meno? Ma non mi facete pensare, sì, sta roba è una parecchio tempo. Ah, no. No, vorrei mangiare qua fuori perché ogni volta che mangio dentro, Sì. un micione vuoi stare a San Patello vicino a casa in cielo, se sono ratto sempre. Quando sono venuto qua, 7 case una cicagnata. P, assaggiamo di non tengo più. Ma no, che state dicendo? Che state? Che sta ci? È morto. No! Sì. Quello pataterna! Ma siete sicuri che è morto? Come sono sicura? Assafo pataterna! Ma decide la No, dicevo, signore, sugli amicioni più bella! È morto! È morto mezz'ora fa. E ancora capita! Bollente. Mamma mia, mia, madonna, come è successo? È morto Salcapone! È morto Si Sarchiapone. chiama Salcapone, Sarchiapone, ma tengo niente chiude. È morto Salcapone! E come facci fa quando arriva a Chiama Poppino pazziata. Madonna mia, non mi ricordo quando era vivo Salcapone, Non hanno in confidenza. Qui arriva un bello micione. Lo so. Mi ricordo quando era pieno faceva freddo. Vai, stavo faceva freddo, vai, stavo a festa. E mi mettevo un micione con per cosci. E che a mano sotto la festa ci accarezzava la gamba. Quella era pelosa, però era assai pelosa. E chi l'era persiani, Era persiani, come c'era questo. E mi ricordo che qui con la mano sotto faceva così. Ci tirava il più lungo, mi ricordo. E molto Salcapone, le sai quando si Ma fa? qual è se non più la città di Damunezza? Ah, no, io il mio dovere lo devo fare. In un bello cuscino a forma di spine pesce ce l'ha già fa. Non signoriamo, non pazziamo. Ma che dolore vai là, Salcapone, è morto, mi ricordo. Quando me ne vado pure, la volta che penetra l'anno passato. Portare un quarto d'alice. Ma erano belle come io sono, splendevano sotto il sole. Io mi sono posto a Bonanno, a San Patello, una volta, si è mangiato. Io nel momento nato, mi trovai senza pesce. Trovo pesce qua, trovo pesce là, non sa, io potremmo caiato. Madonna mia, Io mi sento tanto sola, lo non so. tengo a nessuno perché dice che non tengo un brutto carattere. In verità, io non pensiero per un cristiano o tenessa, sì? ma non tengo coraggio di soddiscere. Va bene, quando avrete il coraggio di dirglielo, seguite i miei consigli. Ah sì, è qua. Ricordatevi sta cosa che vi sto dicendo io. La prima cosa che vi da sta attenta è a non far raffreddare sto cuore vostro. Appena inflorita tormenta, facetevi grattare all'uomo vostro. Mentre serata, Voi sospirate, chiama fammella, nata lattata, chiudo, più sotto, chiumita, più un mondo. e sorride mamma severa. Voi rimanete, due palle in due chiavi. Dove? E perché? Perché per fare un drink di tra, o sistema che esiste si sta. Ma fino a torno a ricordare, è facile un drink di tra. Non amico, amore è facile, tutto difficile, c'è da succede là. L'amore è facile, tutto difficile, c'è da succedere, succede là. L'amore è facile, tutto difficile, c'è da succedere, succede là.
non mi pirla, si devo creare una bella tavola. Veramente? Certo. Mi date la precedenza a me. Certo, siete un cliente importante. Sapete che fra poco faccio parte della convertazione? Sì. Vi ringrazio assai. Prego. Sforzate un po', Sì, avete sì. pazienza. A dove abbiate? Ah sì, volevo trasi permesso. Io sono femmina, a trasi permesso. E che figura di merda. È giusto, quella è femmina e trase permessi. Però nessuno trase prima di me, perché sono guappo veramente. Guarda prima a chi sta qua, fammi passare, non fa niente. Passa prima che sto guappo, mo' vai. Parliamo caffè, dalla. Rinde fa cavolo, aspettiamoci. A sto capo quando viene? C'è buono, aspettiamoci, l'ascoltiamo qua. Oh il loco, sta arrivando un must. Coprite. Assettate. Con fazzolette sedi in to sacchina e una cronellata con a sterlina. Con mani in da sacca, so positiva e chic e pronta, sempre pronta per succiare. I miei affiliati della Camorra, te, avevamo fatto il dormitorio pubblico. Allerta giubilo, capasso massa, susita, vomita, pavatelo caffè. Io quando li voglio vita povera, scansata, scopritevi che sta passando il re. È soltanto una mossa. Come siete bello capo, ma siete Johnny Rivolta. Va! So capace fa tremare, son canzista ma sue cuore e mi faccio rispettare. Napoli, sciore ringhiera, io son come stechisti tre quartiera. Foracella, pigna secca e a sanità. So senta, siamo vinta, cavallo caffè. Copritevi. Guaiù, vi avviso subito che oggi non voglio essere disturbato perché sono nervoso, per nessuna motivazione. O prima che mi disturbo, parola d'onore, o m'hanno ospitale. Chi è? Femmina bella. Femmina bella. E che stai dicendo? Che non voglio essere disturbato. E beh, tu sì, tu mi puoi disturbare a su. Perché tu sei un bel disturbo. Assù, tu sei un grande disturbo. Amici, vi presento la purga disturbosa amici. Amici, come avete ben sentito, la mia nonna vuole fare una conferenza stampa con me. Per questo motivo ha ammontunato da quella parte, grazie. All'obbedienza, capo. All'obbedienza, capo. Ma non sono. Bambini, Oh Nassu, ti piace la fiesta mia? non poco vicchiarella. Sembra una macchina di seconda mano, E sto bene nel momento. Oh, com'è bella! Se mi sa fare lo chalet, un cappuccino, un cornetto che bu! Assù, guarda che oggi sto nervoso, perciò prima che mi dice che fa presto, insomma che vuoi? Vieni qua, bella mamma, vieni qua. Scusa papà, stavo parlando di una cosa importante con mamma. Stivo parlando, ti stivo appiccicando. Ma perché con mamma ti sa ragione? Perché con te sei ragione, tu sei un mezzo scemo. Miezzo scemo. Chi è tu scema mamma? Non ci ho fatto mai una
pazziella stu creatura. Tenga tempo. Chi l'ha scritto pure una poesia in quella a te? Una poesia in quello padre tua. E fammela sentire a papà, dicela sta poesia, che papà te la catta, pazziella. E faccella sentire bella mamma, che papà ti accatta la pazienza. Vieni qua, papà, fammela sentire. Poesia. Quanto è bello. A mio padre, Raffaele Mancini. Raffaele Mancini, bella papà, dice. In questo giorno bello, in questo giorno santo, a Fatima sua padre, sicuro camusando. In questo giorno bello, a papà ci dice gente, ma dove senza un treno? I so piccerille, che posso dire, o se ne va o me ne va via. I vedo tanto perché in Luca pure, ma aspettano per pazzo parlo. Con zitto sangue. Ma prima me ne una cosa la faccio. Si Fatima fa un strunzo, i pi e ho spuntato. Figlio di un bello! Ma ti si ispira dei scritti. Ma ne trova che si parò? A scuola. Bella scuola, Oxford, bella. Figli, ma tanto alleghiera, non so vero proprio. Va, belle mamma. Va, saluta papà e va a pazzo pallone, va. Ciao papà. State bu. Papà, Che è? mi hai scordato? Che cosa? Raffaele. Questo è tuo figlio, io ritratto tu, gli rispettoso come te. Insomma, sui che fa, che vuoi? Voglio sapere tu come Raffaele, quando ti metti a regola e a ragione. Non posso passare guaia. Ah, già che me l'ha gignata stamattina. Assuma, insomma, tu vuoi vedere la fine mia. Il che significa la fine Napoli. Ma tu, insomma, Pusillo, Covomero, Margellino, Buvero Rito, non vuoi vedere più. Tu sto Rito non vuoi vedere più. E sto Rito a Rometta. Rimannaggia la sorda. E ci domanda stasera quando viga. Ma insomma, mi ha già passato un guai con te. Ah, Mamma finalmente ti è sciuto che sono guai per te. E assu, sei un guaio negro, un guaio negro! Sono guai perché ti stai scucciando me. Sì, per me sei una scocciandria completa. Ah sì? A barattera Raffaele Maggi. State a corte e ricordati che la pure anche i corteggiatori. Io prima e chi lo bambiniel, il nuovo acquisto che hai fatto. E che è? Rasata guappa. Babbaniel, un innamorato che la bonazza. Ma è Rosario. Chi è? Ma... T'asciuto la corpa! Ehi. Ti piace che la bunazza è Rosaria? Ti piace? mi piace, non mi metto paura di tutti dici, capito? Non mi fai paura, capito? Anzi, quando vuoi sapere, prima stanotte, ma porta a letto. Sì, Raffaele, tu ci vai a letto, ma morta! E che sti ti dice? Io, assunta tosta. Mamma Luca, ma hai spuntato questo? E cremo? Rasata smargiassa. E io mi faccio il risotto. E fatto pure una carbonara, che mi mangia la facciatoia a roppa che si morta. Assu, basta! Basta! Con sta gelosia. Tutte femmine. Si fa ora tu so cullata, io schiatto perché. Oh coro tuo io voglio soltanto per me. No, non è la gelosia. Che tu sia morta mia. Morta da buona si noi e da sciacca la festa. State fermi. Ma tu sta sicura che non ho paura di te.
l'ambizione, la gelosia. Aspetta, su! Mi fatte da mappina. E mo viene a casa che rambroglio l'ossa Raffaele. Ma fai un baffa a via tu senza me. Oh, mi pare un pulpo, mi pare. Vatti noi, vatti. Ma viene a casa che t'ha già mettere sotto e t'ha già spanna come un mullast. Mamma mia, mi ha appicciata. Ma giù sfugato. Tarantella. È brava pagliaccia, è brava. Te ne approfitta perché stiamo a mezzo quartiere e non ti voglio mettere in mano in culo. Perché se ti metti in mano in culo, corre polizia, carabinieri, guardia municipale e guardia forestale. Perché quando la fai mancina fatta, fa male. Ma appeniamo a casa. Allora un che ti formi paccara, che ammacca faccia, parole da fare mancina. No, però sei sempre tu che cominci, uffa! Ma vedi come fai? Ho capito! Lui, ho capito! Ah, non pigli stu capello. Accattati! Ma che mo catta fa se ogni 4 e 4 ce l'avi male là? Ma che se l'hai più tuo capo? Me ne avanza. Oh stomaco, oh fegato. Ma che ci ha messo in tombrone? È la grande antufata, non ci capite? Anna mia mamma, buongiorno a tutti. Per caso mi trovassimo una buscopane? Non fate Romi. Amici, cassa all'amica che poco fa faccio parlare. Vabbè, venissero 5.000 lire, ma già cattisticare. 5.000 lire, e questo 5.000 lire. Immagino, e questo 5.000 lire. Che sto tengo io? Venite, vabbè. Vi presento Arturo Monica e Mimiu Cusutù. Attenti alla curva. Molto piacere. Mi piace lo salto voi. Quando volete, a disposizione. No, mi dispiace, tengo il mio salto personale. Ti do una giocata. E come cosa si è cercato? Come vedo Portusellaga? Questo è pure scemo. Ma perché, scusate, i giocati non erano figli? E come l'hanno visto? Ecco, c'è saputo bambino. Ah, bravo, siete nati a Natale? Di tag tutto 24 a Betlemme. Beh, noi siamo nati scemi proprio. L'amico vorrebbe far parte della nostra onorata società, ho capito? Che? Non venirai tu capire. Io tengo a capo. E per la vita là. E perché? La vita là ogni qualvolta si nomina l'onorata società. Ah, e non so le regole, per carità, c'è pazienza. Speriamo che non passi nessuno palumma. Scusate, voi non volevate? Non lo tengo. Ah. Vabbè, ognuno sapeva fatto su. Ah, che stata via, lui? No, che ci sai. Come avete detto che vi chiamate? Don Beppe Provolone. Provolone? La gente si nomina spissa voi. Mi conosci tutte le salumerie, Napoli. E che c'è tra queste faccio rappresentante, caciotte, portatella, provolone, cicola, ricotta, salame. Adesso come state? Vi faccio accomodare dentro la trattoria e vi offro io a spese mie una bella tazza di brodo. A chi? A me però smetti un po' più stomaco. Io tengo l'ascensore, sai che scende, capisci? È la grande ufra. Zitto! Chi è? Zitto! Che è successo? Sta arrivando un capo! Un sistema da te. Un capito. Bello giovane, Ma pare Zorro. Copritevi. Ci possiamo coprire, grazie, capo. Voi state... Ma non... La vita accesa. Ecco. La mosca. Ma chi si è che si sta già duculiando a mezz'ora, ne? Ora vorrebbe far parte della nostra conversazione. E che se poi ne parliamo, non ne ho un momento. Va bene, scusate. Madonna mia! Cazzo, che è? Non ci fatto niente! Che è?
Ah, non vieni tu. Già sto inguaiato per farti le mie. E se sono cimiteriale. Falso allarme. Faccio là, ma io sta cosa qua. Erano sorici sotto il muro. Che ti sta parlando dei sorici? Perché hanno la zoccola da solo non so. Vai giù. Aspettiamoci là. Madonna, sì, aspettiamoci. Accomodato. Aspettate. Ma che faccio? Che state facendo? Andiamo via la stagione. Ma sì, vuoi Karen? Andiamo da sei. Non sei, già sei, non sta sei. Va. Aspettate, va. Sì, non sta sei. Veloce. Fate comodo. Solo usciti ci manca. Sì. Capo, siamo pronti. Incominciamo. Ma qua c'è il rosario, non ci capivo. Mi sembra così. Capo, io dicessi che invece stiamo a parlare di cucciatura. Capo, dice buon odore. Donna Nannina, non può parlarmi qua fuori. Ma sta pure come una pazza. Perché sta a lutto. Perché chi l'è morta? Sta al chiapone. Un maccione suo. E come è morta? È caduto in da capo a Robro. Madonna, ha già restituito! Io non capisco. Che è nuovo? Io mi ci sentivo ascensore davanti. La disgraziata. Comunque niente, noi non dobbiamo temere, donna Nannina. Ah no? Donna Nannina noi non ci fa niente. Poi io sono il suo cognato e modestamente si esce, ci parlo io in prima persona. Ehi! Aspetta. Ah sì. E come ti permette di parlare? Ne chi le parla? E chi lo parla? A citt mille volte. Che quando sta a presenza la felomancina qua fuori, o una nannina cantanera, non ha da manca ricciata. Sta venendo! Mamma mia! Mamma mia! Sta venendo. Va. Stanno passando 31. Primo! Chi hai che sta scendo? Chi hai che sta scendo? Falso allarme. Capo, parlando all'amico. E tu l'hai fatta parlare? Farmi prima stasera. Hai un pacchero. E chi sta che lei? È l'anticipo. Ma no. Qui devo capirla. Parlammi di cose serie. Qui devo capirla. Chi sta qui là? Vai giù. È nervoso. Ci avremmo con Raffaele un guacchiato. Sì. Per foti chiaramente. E alla presenza Antonio Zoppa, figlio Michele Scugnata, bambini. La circoscusa e l'affronterà ieri sera. State zitto, state! Oh. E chi lo parla sempre? Da città chi non sa da muovere, capito? Se no è un pacchero. Sì. Hai ragione. Ma quello che di chi? Ma come ti permette di sfidare Antonio Zoppa a correre? Ma come fanno un Zoppa a correre? Dico bene! Hai ragione, Raffaele. È come dice vicino a un'ostitica, fanno un strunzo più altezza. Non si può, la voglia si spostare. Voi vada a sta zitta, che stai per mezzo a tu, prima stasera. Parlo, capo. Hai un guacca. Ma cosa più grave è che stamattina ci ho incontrato Antonio Zoppa in coppa seggia a rotella. Perché per correre si è rotto pure quella da coscia. E a Opata, o Michele Scugnata, se ne sono caduto l'ultimo due scarpe che teneva. A questo punto ci vuole per forza arrendire. A città chi sta... Non da parlare. Sentite! Ma tu pacchero, no? Sì. Non faccio i senza. Ma come faccio senza? Si mi sente una zozza, che la disgraziata manco io la Mamma panza. mia, tu vuoi o non vuoi? Tu chiaramente sa da fare. Voglio una sola risposta voi. Siete d'accordo? D'accordo! Bravo. Pure io. Ma voi chi siete? Che state parlando a mezz'ora? Presentate, ma chi siete? Ora possiamo dicendo prima, in un raccomandato l'infermiere volesse fare parte pure la convertazione. La convertazione. Come sta, capisci a me? L'amica sta cavara. Venite a qua. Prego. Ehi! Facciamo balletto. State cavra. A casa da che sette termosifone. Se volete fare parte dell'onorata società, o capiello! O capiello, speriamo qualunque non passa. Dovete sentire le mie 4 regole fondamentali, e dico 4. Ah, delle regole voi? Quali le regole da camore? Sì, regole. Prima, Obbedienza! imbone fa tutto quello che ti sordina, accetta! Accetta! Accetto. Seconda, Omertà!
Provolo di essere sorda e ciccata. Accetta! Accetta! Accetto. Terza! Giuramento! Ya fa giuramento. Chi sto voglio sentire mamma, voglio sentire giuramento. Ma io mi ricordo sta cosa. Come fa a spiegare? Sì, mare. Non va pure, sa portare che la notte che giurai. Io torno a ma non ti ascoltare. Madonna, da fe! Ah, prima da cantare! Chi? Giulietta Sacco! Ma allora me la riuscima! Ah, ma siete voi? Stiro imbecille! Ma Giulietta Sacco, sono chi capo, sapete che mi piace cantare giuramento. Cretini, stiamo parlando dello giuramento d'onore! Non mette Giulietta Sacco a me. State zitti! Silenzio. Guarda! Generosità! Provolo, i sordi che tiene, non sono che tue! Lo tiene il pugno in capo, ma c'è di sapore. E a città che essere sorda e ciccata! E che le sordi fanno venire a vista e ciccata e fa sentire pure su dei spine e orecchie. Sta bene, chi sta mi piace, fermi. E va bene, vorrà dire che da questo momento in poi farai parte pure tu e l'onorata società, o capito? Pacchera marerà sulla in faccia chi sterra fe le vascia canta io son di pecà vi sfreccia faccia e poi vi faccia che la mai nessuno sa fa Tu pure se mi fai a tanto piezza più e non ti ci arraccia mai che si non scarde e cazza. brava massaggio Perché è cardiopatica che si? Insalata o giorno che mi vego più avvoluta mi pigliano barrile sublimata Non nella ruta io tengo la barricchina preparata per tutte e due ci abbassa una pura. Caso cielo terremoto, si sta mica può scarrare. Voloto si muova, io so qua per malandrina. Io mi faccio una mappina senza fare per adunare. Se stai con noi, a cuore c'è pappaniella. Fai la carriera grossa, vicino a stomaco, così tuo stai bella. Oh, mica i pure, mi indossa carica. Lavate male! Ma se mi piglia freva, vuoi fornire per tu sta. Vedete che è successo all'intrasatto un Beppe sta cacciando sturuna Stima da sta cosa in boccazzo, poi abita vint'anni l'illusione Quella fece viene con ce veniva fra mezzo, che a me 30 avuta, non vedo l'ora. va non t'angrifa Io già spara! e caccia sti palla e più le calla sparano sti palle e coraggio mo ce li ha da. Ma chi sta in amore? brava Io cado la colla. Io capo per scolla, dopo l'ancolla per tornare a scuola. E chi mi trattena a casa? Ma chi ti tratta non fra? zitta va fornica capo e capa tutto costa già Non dimmi questi palle, che hanno un mio momento. facciamo stu ballo che quando è più tardi pigliamo il caffè oh Ha fatto fatica. e per forza io tenete piccirillo o revolvere E che ce fa? Con tempo si è arrugnato. Ricordatevi, con gli scarpati vende scarpone.
Ogni scarpone diventa papuccio. Una volta ero tu, stiamo e musci, che già fai. E chiamma! Usava sti palla, faccio un momento, anzi tu portava da quando è che tardi vediamo caffè! Andiamo! Oh, ma che state facendo? Un colpo di pistola. Vi avete fatto una mitragliatrice! Scappato. Usando sti palla, cado un momento, facciamo sto palla quando è che tardi vediamo caffè! Facciamo sto palla quando è che tardi vediamo caffè! Usando sti palla! A già fa pipì! Brava, chi se mi piace? Sta camera e mi piace. Grazie assai. E mo andiamo bar. Sei stato quasi una parte cosa. Perché facciamo Tu una facci. cosa importante che ha da succedere Ma che lo palumo chi? stasera. Ci siamo spiegati? E va così. Veniamo pure noi. Oh! Non hanno io cane! Ma guarda, Ah, è morto quando è da morire! non chi che sono rimproverato. Ah, ci pure! Non potete venire perché fino a mo' avete pigliato solo il diploma per sta mezza guappa. Hai tacchiappa ancora laurea. Io quando ammazzato? Signori, io vado a bar. O master, vi saluta e se ne va. È bello. È un bell'uomo. Pare che raccomandazioni non esistono. Esistono e come si E esistono. come si esiste, specialmente oggi? Siete appena arrivati, avete avuto già il diploma, ci ha già avuto a mettere 2 mesi per avere il diploma. Lo so. Si vede che a me qualcosa non funziona. Mamma mia, quando si è nato si vede che qualcosa non funziona. Io se la cosa funzionasse, funziona. Ma qua non funziona niente. Ah, però volo, qua funzionano tutte Oh, cose. scusate, il bastone è andato, questo è È andato. stato d'accordo. Avete pazienza. Nonni, da passa tanta voglia. Per quando ha capito di casa. Ma che mi avete messo in ora? Gli tengo una tassa e pila in da panza. Gli tengo una testa e mussarelle e pila in da panza. I soggiorni prendono in tuo gabinetto, ogni volta in tuo gabinetto, a vedrete, e se miau! No, Pipì, ma che si permetteva? Sì, abbiate pazienza. Però sono contento. Vabbè, non vi preoccupate, è contento lo stesso. Ah, sì, e perché? Perché ha avuto il diploma di appartenenza alla commutazione. Ah, meno male, anche perché oggi a getto a mamma paese sto colato parevo e non Pipì. Se venite con me, solo mi rimane solo essa. Oh, Nanni, di che cosa vi preoccupate? Che? Resti stanotte con Rosaria. Anzi, sapete che faccio? Mi cocco vicino a essa. Ah, sì, che ne parla a maffa? Così tra 9 mesi invece gioco trilo, eccetera. Oh, Nanni, non può che bicarbonato. Si trasferite, voi privati, Voi siete contenti che sono il capo della società? Sì, ne ero convinto. Ho detto capo? Sì. Oh, Nanni, ho detto capo. Che già fa? E lo devo capire. Devo capire, l'ho visto capire. E lo devo la mutante, lo devo la lascia cosa, stare. gente che esiste, non ha capito. Ma sei sempre tu? Ma che te ne ha buttato le mani, sti ciucciuletti? Mamma Che è? aggiungo una assundato sta femmina lo capo, che è la terza capo per te. Essa, ma voglio bene a Rosaria mia. Sì, assunta ma hit pure, per Raffaella terza capo per Rosaria, innamorata tua. E hai detto che stanotte a tutte coste a essere la soia. Vanni, ma tu che stai dicendo? Mamma mia, Parla ma chiaro, parla, fammi presto risponda! sì, ne abbasci con parlare a me. Ma tu che stai La dicendo? verità, lui. E si permette pure e si fa chiamare guappa. Non ma che mette l'occhio in quella femmina di un suo associato. E ha schifezze tutte guappe! Dritta, non la fa sentire. E ha schifezze tutte Che cielo, non tu sei. guappe. A Gianluca, a Giacaravo, caccia fa ancora lì, caccia fa. Mamma mia, sai che dice la donna Nannina sola, che non rimane solo rindo Luca. Sì. Stanotte abbandona lo scugnato.
Hanno rubato a donna Concetta Cantanello il fontanello. Sul trasuto dentro il locale con un fazzoletto. Tenevano una catarra. Guardate, un fazzoletto in faccia che non si fa riconoscere. Prima l'hanno rubato e dopo l'hanno tagliato un pezzo. Che a me me ne in faccia. L'hanno tagliato un pezzo orecchio. Un piezzo orecchio. Perché? Un avvertimento per tutti i commercianti che hanno pagato tangente. Sì, mi è arrivato a questo. E io che mi faccio questa schifezza di gente. Babani, hai visto il Rafaluccia? O teniamo corcuccia. O nasu. Mio vero che mi ha detto un infermiere che l'uomo vostro vi fa malamente a femmina mia. Sì, io vero, bambini. È tutto vero. Che lui mezzo cosa ha perso la capa a innamorata tua. Ci vuole fare malamente. Invece mo fa a me. Ha perso la capa perché lui mezzo prosciutto è Rosaria. Ha innamorato meno mezzo prosciutto. Che lei non piazza di capo quello. Ma io faccio niente per me, niente per nessuno. Io faccio modo senza con tutti i filistei. E mo basta. Addio, bambini. Scusa, ma e tu non saluti? Allora, perché? Ma fu struso. Ma come fa carente? Ah sì, ho nasu. Ma questo non è niente per Luiginetto Bambaniella. Vi faccio vedere buono chi sono io. E stasera ci facciamo mancina, una bella sorpresa. Bravo, perché? Perché hanno innamorata di puntata fa fine solo. Ma perché pure la storia ti ha fatto malamente? Niente vero, il sport era fare un mancino, prima mettete incinta e dopo se ne in Germania. Ma com'è possibile che le solite non c'è? Uè, ma che si non guarda in faccia a nessuno, A nessuno, bambini! Ricordo che una volta a Carnevale, io mi stetta femmina, era fa Cleopatra. Bambini, sti capelli miei, un pare ricchino, sta collana, bracciano per tutto il piede. Mi mancava solo un serpente. Il sporco era per un mancino, per forza volete approfittare. Te l'hai stizzo serpente! Parla ma chiaro, infermiere! Non ti sei ribellato, no? Bambini, tu con una pistola in fronte, che hai visto fatto? Quello che hai fatto tu? Bravo! Ma fatto è che troppo approfittate di me, pure senza pistola e non stavo studiando Cleopatra. Infermiere! Che t'ha fatto la feromancina? Bambini! Punto per la pistola in fronte e ti faccio vedere. Oh, io non ti conto proprio niente, Via, capito? pistola. E lei da vicino a me non mi tocca! Fammi vedere, fammi vedere! Oh, non è venuto. Ancora cosa accadrà? Oh, non è un mio consiglio personale spassionato da questo momento. Voi e vostra sorella mettitevi in mutande di fiere. Mutande di fiere. La bandera felomancina è pericolosa. Vabbè. Voglio approfittare anche di vostra sorella. Mamma mia! Stanotte hanno fatto irruzione in un locale la collega vostra. La collega mia? La Concetta non si va anguacchiata. Si va anguacciata con le gambe! No, nella stessa osteria. Hanno chiuso le luci e se non ci stava la nonna. La nonna? La nonna è una Concetta che aveva 98 anni. Ma no, pure! E beh, uno che là, le scagnuzze, l'hanno zumbato in collo e l'hanno fatto malamente. Come la picciarella! La picciarella faceva, che state facendo? Da 98 anni? Ma che trovate qua? E chi insisteva, poi certamente si è accorto, ha detto scusatemi, perdonatemi, sono ingrato, mi smetto subito. La vecchia risposta, ma tu lo facevi, continua a fare. Bravo! O io faccio la prossima rapina. Perciò è meglio che sto vicino a voi, capite? No? Ma che ci hanno tagliato qualcosa? L'hanno struppiato pure a 98 anni e ci hanno tagliato la cosa. Oh Maronna, come hanno fatto a ci tagliare? Che ci vuole, nonnino, poi che la mette, zac, dai la ponte orecchia, va per terra. Ah, ma voi parlano la ponte orecchia, c'è la cosa là. Nonni, e come si taglia che la cosa là? Che la fissa, non si taglia. Quella non si taglia, si può appilare, ma non si taglia. Avete pazienza. Vorrà dire che io stanotte per proteggervi mi cocco fra voi a me e la sorella vostra. Ma che dici, si poteva fialare, ne stiamo più in pazia. Non insistete, rispettate, vengi con voi a dormire, se no la cosa, ve la appili. Che cosa, ponte orecchia? No, che la cosa.
Questo è un momento. Perché quando Raffaele Mancino si mette una cosa in capo, a fa. Rosario, la sorella canta nera stanotte, sarà mia. È proprio necessaria sta serenata. Sì, voglio scegliere a Rosario che ha voce a me. Attacca, sapete? Che notte, che luna che mare, stasera mi pare, sciatate suonare. Quest'aria serena, che scippa do cuore, sospira d'amore, dormire non si può. Chiara luna, dolce vento, calmo e amaro e caroli, stanuttate sentimento non è fatta per dormire, per dormire, Caroli, per dormire. Capello Mancini, ti faccio vedere io chi è Luigina detta Bambaniella, perché io modestamente non mi metto a paura niente di nessuno. E niente, ma non è che paura. Questa passa a me muoia. Io un momento la culta l'ha già venuta la serenata. Vogliamo nascondiamoci e vedremo quello che succede e poi interveniamo. Andiamo, andiamo. Ehi, lì non sta cosa rete! Capo, è libera, la strada è libera. Ma che ti pigliato un posto in coppa municipio? Sì, ma callate sti bracci, mi pare dei vigili urbani, mi pare. Sti vicini. Allora, il piano è questo. Io chiamo a Rosario con una scusa, appena essa esce, tu la mantieni per i bracci e tu ci metti. Ho cloroformo sotto il naso. Oh, cloroformo. Perché che ci volevo mettere? Non sa l'arsenico. Ho detto cloroformo, state zitto. Capo, ma siete sicuri che la donna Nanina non ci sta? Modestamente. Quando Raffaele Mancino organizza un piano non si scorda niente. La sora è aiuta a trovare una sola paese. Vai giù. Sì. Siete pronti? Posizione A. San Gaetano. Invece la cala sti bracci mettete scusa, se no che le commenti. Rosa! Rosa! Mamma mia, capo, ma che vestito mangiate? Ho
guarda sti imbecille, guarda, si è disturbato lo stomaco perché ha detto Rosa! Non lo guardo, bravo, se ti prendono con la forma. Nel momento pensa a questo, no? Rosa! Rosa! Ma che non sei? Secondo me sta rumeno. No, secondo me chiude a fare pescato. Ma passi sono che da notte con sta rumena, no? Rosa, esci! Sono Raffaele Mancino! Chi è? Chi è? Una umidità. È il momento mo che si fa o starnuto. Non può come ti dà piglio cadato, tu scema. Rosa, esci, sono Raffaele Mancino! Ma chi è questo? Ha risposto! Facile uscire. Sono Raffaele Mancino, esce! È successo da disgrazia a Bammaniella. Una donna viva, Adesso esce! State zitto. Sta scendo, guarda sta scendo. Posizione B. Uffa, ma nemmeno che se lo stanno grazie a Dio, uffa! Zitta mia! Ma che se non è Rosario, che stia sora! Meglio così, vorrei dire che Rosario, ma aspetta a lietta! Mamma mia, come è grosso! Ha fatto sviluppo! E che pisto tu? Film della fe. Tu ci tieni la pelle, ti piace Napoli? Sì. E per Napoli è amore che sto sei parlavo di cazzo, capite no? Proprio chi ti ha portato spiro, piano mia! Io! Saverio Te! Sì, un infermiere ti ha fatto un bello servizio. Brava! Un infermiere a te ti aspetta un servizio che non ti scorda più! Già ce l'hai fatta a carnevale con la Cleopatra. Fatta scia parola a bocca, chi ti ha portato spiro, piano mia! Assuntato. Salì! Assuntato? Ma come già fa per ammullare? Che te l'hai in da cantezzina. E ma voglio vedere come te lo piglia chi lo mezzo prosciutto e Rosario, Raffa. Chi è? Non la so bella! Ah, non sta, cappuccetto rosso, sì! Ma quando le voto, che hai sentito tromba qualcosa sotto? Niente, ragione, non ti impressionare, è che noi allucchiamo perché stiamo pazziando, è vero? Proprio questo fanno tu che chi va sta consultazione? Tu che da sta osteria non se ne fanno più. Sono fornute tu, perché io e la qui presente Nannina ci sposammo. Peppi, ma io? Te sposa! A su da vaglia, da pilì. Hai capito no? Mi sposi con la qui presente la... Ovvero, come ti chiami? Nannina Riccio! Wow, io che matrimonio, proprio non riccio. Sarà un matrimonio piccante. Comunque non vi impressionate, niente, è che io ho trovato questa scusa perché già mettere alla prova a Bammaniella che fra poco farà parte della nostra onorata società, o capire? Io non voglio fare parte di nessuna onorata società. Io mi sposo con Rosaria mia, o una Nannina si sposa con Don Peppo Provolone, che sta carica era nare, e io e Rosaria potremmo fare signore. L'aveva bisogno, Bambini. Bambini si sciuta in da rotta, ti sei fatta tutto, sei maggiorenne. E a fatica. Mamma, adesso è chiuso. Stai parlando con padre? Chi? Raffaele? Tu sei padre suo io? Sì. Bello, bello, nonno tuo. Raffaele è padre a te? Sì, Tu sei figlio di Raffaele? sì, Raffaele è padre a te? sì, allora siete scemi. Raffaele, ma è paga a me. Mi c'è la abilità, mi pare. Sus, Non chiagnere, vai schifo. sus, sus. E sta seduto che la vita, tu fate No, e preso. così la chiamo quando voglio fare pace. Sus, ti prometto che da questo momento in poi starò sempre a rete a te. Mamma, mo si Oh, io aiuto, brava, bello nonno, bello. E hai a faticare, Raffaele? E hai a faticare? Raffaele. Oh. E hai a faticare. Che state facendo? Risata stitica. Rosa, ti è piaciuta la serenata? Assai. Assu, e te voglio portare pure io una bella serenata. Sì, perché questa è la nottata di serenata. Un poco per davvero, un po' per gioco, si torna al gioco del balcone antico. Con un suonare fioco, fioco,
infatti sono sincera e sincera lo era. Mi risponde orbitente le sue braccia. Si protende or discende, non s'affaccia, ora s'affaccia. Serenata, serena, siccome le serena sera, tu per me sei una nota leggera e carezza il mio cuore che ha da te. Ma stasera bella che canta a te, è una serana bella, shue shue. Perché se non mi sienta io resto indifferente a che stavo ardente, mi voglio far passare. Il suo sta canzoncella dai canta a te. È una serana bella, shue shue, 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 shue. Nanni è roba mia, tu io son covatura, bagnato con limone, la non fa posserà. Oh, facciamo i spadini. Questa nuvola Maestro che santinella, ma non ma fa levare. So guaio per chi mi tocca, son sono bello che ci giurare chiaro che si balla sotto te. Mannaggia su Ricille, pensa cosa. L'amore a primavera fatte rosa, son rose nere, stella senza spina, la destina, vita fa sputare. L'amore a primavera fatte rosa, mannaggia su Ricille, pensa cosa. Vita sta canzoncella che canta a te. È una serena bella, shue shue, shue shue, shue shue. Sta serena bella. E mo... Dopo. Prego pure. Niente. No, volevo dire, e adesso ognuno in casa vostra perché domani vi invito a una visita a lettere per festeggiare il fidanzamento con la qui presente Nannina. Capo, noi ce ne abbiamo. Oh, capire! O capire non volevate, partite a averlo. È in casa da averlo in terrecchio. A così non si vede nei corni che tenete. E da questo momento il cappello ce lo togliamo soltanto e unicamente davanti a questo gentilissimo pubblico che ancora una volta ci ha sopportato. Ho detto pubblico. E allora? O capire!
Non c'è sta niente a fare, non c'è sta niente a fare. Diceva bene Pappagone quando diceva non si può fare un piacere. E così è. Mi chiamano amici, no? Mi chiamano. Sto senza lavorare, sto senza sordi, come già fa? Posso manco appicciocare. Se io gli procuro il lavoro, chi se ne fa cacciare un negozio, mi ha fatto fare anche una brutta figura. E tra l'altro, è pure in ritardo, io sto qua come una festa ad aspettarlo. Ma guarda un po', guarda. Eccolo che arrivo io. Vieni avanti, cretino. Se non mi chiama per nome, io non esco. Ah sì? Non ti preoccupare. Imbecille. Vieni avanti. Sto qua. Bravo. Bontà vostra. Solo bontà vostra. Scusami una cosa. La prima cosa, tu sei in ritardo. E lo sai che io mi ci fastidi di aspettare. Perché sei in ritardo? Ma facciamo sempre sta cosa. Perché l'appuntamento quando è? L'appuntamento era alle 12 meno 10. Adesso sono le 2, tu sei in ritardo. Ma sanno tutto quanto. Io invece sono preciso. Ma se l'appuntamento è alle 12 meno 10 e mo sono che tu, come fai a essere preciso? 12 meno 10 quanto fa? 2. E allora non hai capito, sto a posto. Cortesia. Insomma, spettacolo. fammi sapere perché ti sei fatto cacciare. Ma come io ti procuro un posto in merceria come commesso da un mio carissimo amico. Ti hai fatto cacciare. Che è successo? È perché è venuto un cliente. Sì. Ha detto mi serve dell'ottima carta igienica. Io sono andato a vedere in scaffale, in ripustiglie, e non ho trovato niente. E che fai? Allora ho detto, sentite signore, se volete dell'ottima carta igienica, io alla merceria ripeto. Ma sei proprio stupido, scusami. Che ti dissi? Che dovevi fare in questi casi? C'è tu la scuola. Quando un signore ti chiedeva qualcosa e tu non ce l'avevi, dovevi dire così. Mi dispiace, gentile signore, ma la carta igienica che lei cerca noi non l'abbiamo. Però la posso accontentare con un prodotto simile. Venga a vedere. Ha già fatto il giornale? Quale telegiornale? Imbostare? Tu sei imbustato proprio? No, insomma, ma ci ho perduto l'abitudine. E infatti io ascoltai i tuoi consigli. Venne un cliente e disse vorrei dell'ottima carta igienica. Io mi ricordai i consigli tuoi. Ha detto come hai detto tu, veramente noi la carta... come stai dicendo tu, non ce l'abbiamo dell'ottima carta igienica, ma vi possiamo servire con dell'ottima carta vetrata. La carta vetrata? Che se ne la fa la carta vetrata posto la carta igienica? Quella delle femmine, deve crost. Ecco, che signore... Comunque insomma stai a spasso. E anche io sto a spasso, anche io. Che se per rimaste? 5.000 lire. Tieni 5.000 lire? 5.000 lire. Fammi pensare. Ho pensato. Facciamo una società, io, tu e 50-50. No, la società facciamo su tagliette. Che c'è stato? 50-50 che è? Non conosco. Ignorante, 50-50 in inglese, in americana, significa il parla 50%. Che buscammo 10.000 lire, 5 a me, 5 a te. 100.000 lire, 50 a me, 50 a te. Questo è 50-50. Per la tua moda, fammi cercare un po'. Questa vogliono, stai attento. Raimo, tu hai a cercare l'elemosina. Tu hai a cercare la carità. Magari... No, devi far finta di cercare l'elemosina. Non ci vuole niente, ti metti all'angolo della strada. Fai così. Raimo, tu vedi questo? Solo tu vedi meglio, penso. No, ti devi mettere il braccio, vedi, la mano sotto la giacca, vedi cosa nasconde. Fai finta di essere mutilato. La gente si impietosisce e ti fa l'elemosina. Fai così, guarda. Fate la carità, sono un povero mutilato, non posso faticare. Io volessi faticare, ma non posso. Facciamo la prova. Io faccio il passante, il signore, e tu fai un pezzente. Che faccio tutto il contrario, faccio il signore e tu fai il pezzente. Faccio lo pezzente che a Atena. Ma non nasce con questa faccia qua, come può fare? Facciamo la prova, fai, metti il braccio. Aspetta un po', faccia tirare le braccia, lindo. Buona così. Domandaggi la mamma. Non devi fare doppi così, diritto all'angolo della strada. Adesso ogni faccio... riferimento è puramente casuale. Faccio il passante. Fai il signore, sì, così cammino, signore. Buon uomo. Ditemi. Siete mutilato.
Non si vede. Non fa segna! Sì. Ah, ti sta fermo, sì. Sì, io Lui ti potrà domandare, no? E che come è successo, povero uomo? io facevo fabbricatore, l'operaio, edilizio, Il muratore. il muratore, e stavo lì su un andito al quinto piano. A lavorare. A un certo momento l'andito gli sta a a destra, a sinistra, una paura, mamma mia, Mamma calmana! Subito vengono i carabinieri e ci arrestano! è stato distinto. Che capiscono la truffa, no, non ti devi imbrogliare, come dobbiamo fare? Facciamo Ci un'altra sono. cosa. Raimo, ti va a perdere la vista e l'occhio. Mi ha detto sangue proprio. Signore, capisci a me, devi far finta di essere cieco, hai capito? Sempre all'angolo della strada. Cioè, tu signore, io... Metti la mano avanti e fai così. Che non si sente buono, voglio. Che non mi sente buono? Chiamiamo 118. Facendo il cieco. Ah, così si fa Questa cieco. è una forma espressiva. Ah, no, questa è una parola progressiva. Non si scinava, fai così. Fate la carità, no povera ciecata, sono ciecata che sono nata, non ci mai potuto faticare, ma muore di fame. Io faccio il passante e tu fai Già fa il tutte le pezzetto. cose. Ma che non fai perfuso! Come hai fatto tu, che Fatti vuoi? credere! Fate la carità, un povero cicato, che ha perduto le palle e l'uccia. No, senza palla. Hanno cicato senza palle. Non c'è secche le palle! Non c'è secche. Ah! Dice solo da una povera ciecata! Hanno povero cicato. Buon uomo! Eh. Siete cieco! Non si vede. Avete famiglia, sì, avete figli! 11 figli. Mamma mia! 11 figli! Sì. E come mai tanti figli? Sapete, la sera, la notte, moglie. Non sapete, tre fatta mia, Forza! No. un malattia, acqua, trono, lampa, tu. Non avevo che fare, io e moglie mi hanno fatto figliaccia. Non mettere tutte queste cose, non dice solo mettere- che ti ed anche i Ma figli. guardate, mi avete commosso. mi Meno avete commosso. male, fate la carità. Qui ci sono 10.000 lire per voi. Sì. Arrivederci. Grazie assai, grazie. Ma che sono 1.000 lire? Mi hai detto scemo, ma si ciecato, come fai a venire? E tu perché la fa festa? Hanno proprio riciccato, non hai capito? Ma te non sei ciecato, era una prova! È una prova. Non chiamo buono, tutto un broglio, che non ci arrestano. Che devo Troviamo fare? un'altra soluzione. Raimo, tu hai perso la lingua. Dobbiamo perdere tutte cose, ma come può avere oggi? No, tu devi fare il sordomuto. Ah. Solo così non ti puoi imbrogliare, perché non parlando non puoi fare danni. Va bene, ti un faccio sordo- vedere io come si fa. Gesù, Tu ti metti sempre all'angolo Della strada, e che cominci a borsetto. fare così. Dammi, oppa, Ma che io non potevo billa la terra, non hai C'è capito? zecca billate. Non devi parlare bene, ma che parlare. parole. La carità, oppa, la carità. Fai. Sì, vabbè, ma non è una canzone, la carità. La carità. Buon uomo, siete sordomuto? Sì. Sì! Io vado a tutto, mannaggia. Non sai fare niente, posso dire? Sì. Non ne parlassi, se qualcuno ti domanda, siete sordomuto, tu rispondi ti. Ah, così ha già fatto. Se mi dice che così rispondo ti. Va bene. Speriamo che ci va buono. Ci va Mettiti buono. qua Mettiti stai qua. bene, perché qua è una sala di passaggio. Sì. Citta, sta arrivando un signore ben vestito, chi sto fa? Cerca la carità. Ti. Vai vicino. Dai, un vai la ti. Tu, a me, fratello, ho convinto, questa campagna porta qua. Ma tutta la mano prende con mano quanto vuoi tu lo vai. Ma non fa fuoco sordomuto! Ma come è passata per la vendere sordomuto? Va bene, è capitato! È capitato, tutto a Ma me che capita. sfortuna che tiene, mamma mia! Mamma carmina mia. E fatto benarici, l'hanno preso! Sì, fu sordomuto, questo signore ben vestito, elegante! Guarda che è passato un uomo, visto qua. Aspetta, può essere se è commosso! Ha visto a te, sei avuto il stomaco. Signori, non mi ha visto ancora! Che è passato, Kill? Resta 50 per io non voglio a te. Il signore
È sordomuto? No, non già fa così. È sposato? Ma non sente, sei sposato! È sposato, è sposato. Mi tagliando perché sei sposato. Io ci passato vai a chi ti cagna, non ci capite. Ha figli? Hai figli! Sette figli, sette. 7 figli? Maschi e femmine? Ma io quello qua mette Che io so, ha chiesto maschi e femmine. io voglio Tre. Sono maschi, sono maschi. Sono femmine, sono femmine. Ma il signore ha detto di avere 7 figli, ma ne ha contati solo 6. Non ti imbrugliare, che tiene 7 figli. Ricci c'è il come sono. Sono maschietti. Hai capito? Sono femmine. E il settimo? L'ironia dei napoletani, anche nelle disgrazie, ridono. Napoli è una bellissima città, ma poco ospitali. No, questo non lo dovete dire, perché invece Napoli, tanto ospitale. Guardarello, Policritico, Pellegrini. Sto muto. Io sono del nord, mi trovo qui per questioni di lavoro e in questi giorni, mentre mi accingevo ad andare al centro direzionale per un'importante riunione d'affari, mi hanno derubato di tutto. Tutto, documenti importantissimi. Mi hanno rubato tutto e ora rischio anche il posto di lavoro. Rischio di essere licenziato. Come faccio in queste condizioni a tornare alla mia città natale? Capita? Natale! Ci va a Pasqua. Fatto zitto, signore. Sono distrutto. Che cosa c'è? Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Cosa state facendo? Che cosa state facendo? Ma io solo a Napoli potevo trovare 2 cuori nobili come i vostri. Grazie. Solo a Napoli potevo trovare 2 anime pie come la vostra. Grazie. Solo a Napoli potevo trovare 2 strunz come vous. Oh, vieni qua! Ma io fa sordomuto. Madonna, ma perché ci vai a dare 5.000 lire? tengo guarda come un chiappariello, Ma quando chiappariello si fa un imbecille, fatelo dire. E fa carità a chi le fa? Che ci fa? Che mi trovano quando sistemi, mi trovo. Chi sei te? E te? Chi sei te? La puntare su tante corna. Chi sei? Lo signore, stava venendo. Fu sordomuto. Ma che te? A carnevale chi Ma non parlo di un pappavallo. E il signore è sordomuto? E il signore è sordomuto? Siete fortunatos! Tu sei fortunatos! Ma chi sta a rovere? Non ci capisco. Che ne sai, ci sarà sudamericano. E il signore è fortunatos perché la nostra associazione... La muscia sorda... La muscia sorda! Per far parte la muscia sorda. La muscia mammata! La muscia sorda in occasione della giornata mondiale dei sordomuti mendicanti e il primero sordomuto mendicante che si incontra gli si regala niente poco di meno che 100.000 lire! 100.000 lire dove stiamo mentre adesso non poteva una marca. Ecco qua! 100.000 lire! 100.000! Capito? No, chi se non poteva una marca? Non si fa muto. Ecco la vostra 100.000 lire! E non dimenticate, la musa sorda, la musa sorda! Oh, quanta felicità! La musa sorda! E la tua giornata cambierà! Chi sta asciugando domani gomito? Ma che ce ne importa? Ce l'ha da 100.000 lire! Come ce l'ha? Andiamo bar, pigliamo 100.000 lire, la cagniamo 50 a me, 50 a te, 50, vieni. Oh, andiamo bar, 50 a me, 50 a te. Mi capite buono? Andiamo a bar, 50 a me, 50 a te, spartiamo. Ti. Oh, magari,
Ma perché non parla? Allora sto... Potete a cambiare? Si è trattato di una scenetta del vecchio un po' dimenticato, anzi forse troppo dimenticato, diciamo Ava Spettacolo. Ava Spettacolo. Se la cosa vi è piaciuta, siamo contenti, diversamente è andata così. A tra poco. A dopo! E sto spaccata in terra marchiata, 3 comitive lascia sanità, sotto i coppie innamorata, poi maestra catacata, non marito e non compare, che impiegava e cucita. E che tavola sficiata, dello cade cappucciolina, o un donna di da cantina, o un padre di da cucina, che discute da principale. Devotamente mosso fa una croce, con madosanza prima a cominciare, oh compare che istruita, ma la prima saporita, lo rispondono una voce tutta a tavola dove? E anzi non si cazzo con soda, questi suoni che sono battuta, questa voce che fine è bella, ma la canzone che è palummella, palummella che sono persona. E 3 famiglie tornano a Bucanna, dopo che fa la fine tutte e 3, a vacchette con nuvea, la maestra scansea, o un guarda le guanne, quando appello il re. E figliolo per sottoviente, mo si fanno una zuppatella, che la rapida l'acqua mare, l'acqua smobba da pregne e cara, che manella sotto il torciente. Grazie, buonasera, grazie. L'albera piccerilla già piantata, per questo dopo, una ventacata già me l'ha spezzata, e tutte fronne cagne una colore.
caduto sotto ai frutti e tutta quanta erano dolce se so fatta amara mo cora dice il giovinotto amante e cosa amara tiene la cara e amare come sì ti voglio bene e tu mi fai morire. Era come un cane innamorato, sto cuore che cantai mattina e sera, scelta di che non può stare sciatato, e mo non canta manca a primavera, chi voglia bene non mi fa felice, forse sta in cielo, destinata e scritta, c'è stanno dita che mi dà ragione, non sa come hanno cara e me sto zitta e me sto zitta, sì, ti voglio bene e tu mi fai morire. Cade amore, cado ti anda via, ringasta sto chiata sta qua, schiocchi una bella rosa e vengo lì, a chi mi ha fatto chiagnere c'ha mano, la dico rosa mia tu mi perdona, si ti scarpa sarà senza coscienza, ma pensa che non di antica dice, non sa come hanno cara e me sto zitta, zitta, pensa c'è buona, sì, ti voglio bene. Ti voglio bene e tu mi fai morire. Ti voglio bene e tu mi fai morire. Al pianoforte maestro Franco Farina. Grazie, grazie, grazie.
chiamo. Oh, ma come si può fare? Questo non viene mai in orario, mi fa sempre aspettare. È vero, è sempre in ritardo. È sempre in ritardo. Ah, eccolo che arriva. Vieni avanti. Ci hanno fatto l'abitudine qua, non ti capisco. Sto qua. Una cosa, sei in ritardo come al solito, stavolta perché hai fatto tardi? Lo sai, io ho ancora una mamma. Beh, allora? E che lei è preoccupata sempre per me, capite? Anche se sono adulto, ha detto stamattina, ha detto mettete la maglia che fa fritta, la maglia in culo, perché la maglia si mette in culo, o posso di casettina, Vabbè, non ci sono modi capite? di dire delle Poi mamme. ha detto stai attento che tu sei molto distratto, mettete troppo marciapiede, Sì. è vero? E prima di oltrepassare un marciapiede, fa passare prima tutte in macchina e poi passa tu. Io sono stato loro col marciapiede. Bene, allora. Ne è passata la macchina. Sei proprio un cretino, Hai capito? Dimmi, ma è parecchio tempo che non ti si vede in giro. Ma dove sei stato? A Parigi. In Francia, a Parigi? A Parigi. Bellissimo. Senti, dimmi un po', che cosa ti ha colpito della capitale francese? I bambini. Adesso in fa, bambino, ma giocò allora. I bambini francesi. Ti hanno veramente colpito? Assai. Vabbè, ma cosa avranno i bambini francesi rispetto a quelli italiani? Sono intelligentissimi. Ma perché sono così intelligenti? Ti ha figurato che i bambini francesi sono piccirilli e già parlano francese. Che c'è? È logico, io sono francese. Sono no? francesi, appunto. La cosa più importante, dimmi un po', come è andata con la fam? Ah? Come è andata con la fam? Ah? Tale e quale a Napoli. Peggio là, peggio. perché? Che resta la fama? La fam in francese significa la donna, la femmina. Tu c'è la fama, sì. E lo sai il mio difetto che tengo da parecchio tempo. Ma tu tieni parecchi difetti, quali di questi? Quando sto vicino a una bella donna, mentre sto per abbordare, mentre sto quasi per conquistarla, lei mi fa capire anche che ci sta, eccetera. Io sto proprio, io mi sono Per forza. Te l'ho detto 1000 volte perché tu non sai cosa fare, tu non conosci savoir-faire. Sì, sono devoto. A chi? A San Raffaele. Che c'è da San Raffaele? Poi- Lascia stare i santi, savoir-faire, che lei- saperci fare con le donne. Tu non hai il sessapil, tu ottieni il sessapil. A correndo c'è, se no a pila. No, il sessapil non sai approcciare. Non so Allora, approcciare. con le donne bisogna saperci fare. capito? io La purtroppo- prima cosa è l'impostazione è come camminare. Ecco, tu, quando ti avvicini a una donna, metti il pollice sotto l'ascella. Ok? Il pollice sotto l'ascella. E non si chiama pollice. Come si chiama? In italiano pollice, ma in napoletano retona. Che significa? Il pollice sotto l'ascella. sotto vedi, così. l'ascella. E ti avvicini a lei camminando bello spezzatello, spezzatello. Ci facciamo spazzati. E fai così, guarda. Chi sei rusciangato questa Qua camarata? sciangato, con eleganza, hai capito? Ecco, la fermi. Guarda, tu mi sei simpatico, sai. Ma come fai, bambino? Ti Grazie. insegno un metodo che non può mai fallire. Cioè? Metodo 50 euro. Accusiamo con Cruz, a 50 euro. È facilissimo. Appena vedi che si sta passando dinanzi a te una bella ragazza, tu la fai passare e poi pigli una banana. Una banana. Vabbè, che c'è zecca banana? La banana saremmo messo, sai, da No, secondo. signor, una banale scusa prendi. Lei ti passa, tu subito, signorina, lei ha perduto 50 euro. Lei sì. sapendo che non sono le sue, certamente dirà, no, guardi, che non sono le mie. Tu fai, Così ha già fatto. lo so, era una banale scusa. Io la banana già secca, C'è zecca banana, banale. Banale. Era una banale scusa per conoscere, se è possibile, il suo nome. Tutto si può già fare, Cioè, no, lei fa l'approccio. All'approccio, no? sì. E capite, lei dirà, allora io mi chiamo per esempio Margherita, le posso offrire un caffè, capite? E poi dalla cosa nasce cosa. E vengono fuori cosarielli. No signora, vai al bar, gli appuntamenti esci, guarda, mi vedi. dispiace. Chi? Oh, fortuna, sta passando, guarda io come faccio, guarda io come faccio. Sta buona attrezzata questa, Signorina, Prego. lei ha perduto 50 euro. No, guardi, la ringrazio, ma io non ho perduto niente. Sono uscita con pochi spiccioli stamane. Lo so, la mia era una banale scusa. Io la banana già secca. Ci passano la banana per conoscere il suo nome. Mafalda. Che nome soave, Mafalda. Ah, te ne calda. Mafalda, posso prendere un caffè con lei? Glielo offro io. Ma certo, lei è così simpatico.
papà. Oh, grazie. Prego il braccio. Andiamo. La passata, Chilo, non ci capito. Non ci capito, però c'ho 50 euro. Signorina! A banana. Per te invece c'è signorina! Le ho perduto 50 euro! Veramente, grazie assai! Ho venito in Italia di sempre, stavano buoni cristiani, ma dai no! Forse passano che non sa pigliare dei 50 euro, se la visita qua sì e se ne è chiuso. Il letto come te telefono? Come è andata? Una chiavica! Perché? È passato, l'hanno tuffato. La piglia dei 50 euro, se la visita qua sì e se ne è chiusa, capito? Forza, tu tieni charme, tu. No, tengo che caramella orza. Lascia secondi, non ti preoccupare. Senti, io invece già ho fatto l'appuntamento e stasera ci esco pure. Capito? Ci vediamo più tardi. Invece tu hai fatto io aiuto capito? Raimondo? Oi, chi è? Remo, come stai? ciao, Tutto voglio- bene? ciao, tutto Remo, bene. proprio ti stavo cercando. Sto nervoso perché mi dispiace. poco fa Non ci pensare. Proprio te stavo cercando. Ti ricordi la settimana scorsa? Io ti mi ha fatto un po' di shopping, un po' di acquisti. qui c'è parlare italiano, che io non capisco l'inglese. Gli acquisti, sì. E sì, vedendo le vetrine lì per il rettifilo, tu vedesti in vetrina un cardigan sì. Che inganno mi rimanetto, che mo pigliai. e scegliesti un pullover. No, non è di plastica, era un pullo vero. No, quale un pullover, come lo chiami tu? Maglione, Un insomma, maglione. che costava 40 euro, ti ricordi? Sì, mi ricordo. E tenevi con te solo 30 euro, ti ricordi? Mi ricordo. E io ti prestai 10 euro, ti ricordi? Sto fatto non mi ricordo. Non ci Mi proviamo, ricordo proprio, Sto vai. fatto te lo devi ricordare, perché io cortesemente vorrei indietro i miei 10 euro. Va bene, in questo momento non mi ricordo. Io ora vado un attimo al bar che ho un appuntamento con un amico. Quando ritorno, Sì, va bene. qua ti voglio trovare e voglio i miei 10 euro. Va bene, perché va non si bene. può aspettare tutto questo tempo per 10 euro. Calmati. A tra poco. Qui c'è la strada davanti alla gente, non ci capito. Ma tu sei ancora qua? Sto ancora qua. Voglio. Ti ricordi l'altro giorno? Andammo al ristorante. Mi ricordo al ristorante che ho mangiato, ci faceva. Che mangiate, ci faciste? La somma era di 40 euro. 40 euro, mi Eravamo ricordo. fatti 20 euro per ciascuno. Mi ricordo. Tu invece ti trovavi soltanto 10 euro. Mi ricordo. E 10 euro le prestai io. Questo Sto fatto non me lo ricordo. Nessuno ricordo. Mi serve che ho fatto la brutta figura poco fa con un'amica. Capito? Mi siamo 10 euro. Vabbè, ma... Allora pigli questo. Stai mi sono dimenticato il portafoglio a casa. È un classico, portafoglio a tengo casa. niente, non tengo. Poi, senti, quando vengo voglio trovare i 10 euro, ma se no succede malamente. La compare non mente che li Mamma mia, fra di noi ci stanno questi problemi. Mamma mia. Ma mi mettete donche 10 euro. Che se n'era andata? Poi Massimo, tutto stavo qua per vedere. Proprio a te cercavo. Non mi dire niente. Ti ricordi quando l'altro sabato andammo a ballare? Sì, mi ricordo. Con quelle due ragazze? Mi ricordo. Una racchia e una bella. La racchia da pigliaste tu a bellia. Veramente fu tutto al contrario, comunque sorvoliamo, non fa Ti niente. ricordi che tu dicesti questo è il momento del drink? E ci Mi portasti ricordo. al bar, ti Mi ricordi? ricordo. Pigliasti 4 drink. Mi ricordo. Vedevano 40 euro. Mi Tu ricordo. avevi soltanto 30 euro. Mi ricordo. E io ti prestai 10 euro. Questo non me lo ricordo. No, e questo te l'ha ricordato non me lo perché ho ricordo, fatto una Massi. brutta figura con un amico. Ma sai, Luciano, mi devi dare i 10 euro, Adesso non me li trovo. adesso scusa. vado un attimo al bar, vengo fra 5 minuti. Se tu mi fai trovare i 10 euro. Ma finisci malamente. abbassa i toni. No, lo sai come sono fatto. Stai calmo. E che modi sono questi? Io? Remo, e allora? Fate una casa, va. Allora? E non so se sono riuscito a trovare i 10 euro, che vuoi a me? Remo, io per stamattina voglio i miei 10 euro. Va bene, d'accordo, calmati però. Io mo ritorno al bar e mi faccio un per no. Dopo vai. per no vengo qui e ti voglio trovare qui e voglio i miei 10 euro. Non ti preoccupare, questi che fatelo modi per sono? nacchia e poi viene un'altra qua. Possibile che non riesco a trovare 10 euro. Scusate, abbiate pazienza, la confidenza, prima lo dice, mamma mia, è vero che c'è sta crisi, ma qua proprio è fame arretrata proprio. Qualcuno in sala per caso si trova 10 euro, ha già fatto la figura e niente. C'è qualcuno che si trova? Chi è? No. Chi è? Venite qui, venite dove... No, non vi vedo bene. Voi non lo tenete, ve lo do io. Fatti cazzo tu. Vedete che il mio è meglio del vostro, vedete se andate bene. Ho vostro dato veterinario, non vi preoccupate.
Allora, però sono 5 euro. Vabbè, arrangiato cuciniere. Va bene, grazie comunque, grazie. Ci sta bomba la cassa, non ci capite. Scusa, ma io, quanti dovevo avere? 10 euro. Che ci stanno 5, quando vengono portati 5. Dobbiamo fare fornacchi pure io, capito? E io qua ti aspetto. Massimo, tu quanto dovevi avere? 10 euro. Massimo, qua ci sono 5 euro, eh? Io vado un attimo al bar e poi ritorno. Va bene. Raimo, tu quanto dovevi avere? 10 euro. Che ci stanno 5 euro. Più tardi ti porti altri 5. Va bene. E noi allora? Tu quanto dovevi avere? 10 euro. Quanto l'hai girato prima? 5 euro. Casata di 5, stiamo a pace. Massimo, tu quanto dovevi avere? 10 euro. Prima quanto ti ho dato? 5 euro. Qui ci sono gli altri 5 euro. E da questo momento in poi toglimi il saluto, perché se ti incontro in mezza via, ti servite il recchio. Guarda chi sto. Raimo, tu quanto dovevi avere? 10 euro, 10 euro. Prima quanto ti ho dato? 5. Qua ci stanno le altre 5 e sto 10 euro. Raimo, e da questo momento in poi non mi guarda più in faccia, perché se mi guarda in faccia io ti scassa il recchio. Non mi ama. Scusate, chi mi ha prestato i 5 euro? Abbiate pazienza. A bomba la cassa rossa. Venite a parte qua, non vi vedo bene. Io vi ringrazio tanto della vostra gentilezza. Ecco qua, io vi ritorno i 5 euro. Grazie assai. E da questo momento, guardate, non mi guardate più in faccia. Anzi, facete una cosa, lavatevi le orecchie. Grazie, troppo buoni. Grazie. E questo era un altro momento, Sì. dava spettacolo a chi dedicato? A un'attrice, una grande attrice recentemente scomparsa, moglie dell'altrettanto grande attore Pietro De Vico, la signora Anna Campori. È di loro creazione. Però c'è una morale sotto, è vero, che purtroppo... Ma se il napoletano cerca tutti questi mezzi per racimolare qualcosa di soldi, ma ci vuole. sarà un motivo. Ma tutti questi guai noi a chi dobbiamo raccontare? A chi lo raccontiamo? Raccontiamoli al portiere, raccontiamoli al portiere. A Napoli c'è sta miseria assai, a vuote gira sta mamma se guai, ma se un capo di governo non è certo un padre eterno, di che ce potremmo fare? Non orrevole c'ha conto cotta, Non orrevole già conto crura, Che ci stanno mettendo un capo con sti tasse, miei signori. ma senta scema. ma senta sci pazza! Che ci stanno rompendo a capo con sti tasse, miei signori. Yamma, mo non ci pensa. Yamma, basta ti calma. Ma che c'è calma? Ma come c'è calma? Vieni a sfumare! E yamma, la tarantella di mamma. Grazie. Grazie!
Grazie soprattutto a voi per aver scelto questa domenica la compagnia Salvetti. Penso che solo io in tutta Napoli ho avuto il coraggio con la partita Napoli-Genova di iniziare lo spettacolo alle 20 dispari. Però prima di andare avanti e chi lo sente, per carità, oi! Ehi! E lo stesso applauso lo farete adesso a una personcina che adesso vado a chiamare. Ecco qua. E al suo debutto, e al suo debutto, vieni a nonno, vieni a nonno, la mettiamo qua, bella nonno, l'ho messo vicino a queste belle ballerine, t'hai messo vicino a Cecello, bello nonno. Ti piace a Cecello, nonno? Azzo! Cominciamo pure. Va bene, volevo anche fare dei ringraziamenti, involco gli occhiali, l'età si fa sentire, purtroppo c'è chi te cade andare, come dice, non fa male. Ecco, i gruppetti, i nostri gruppi storici che da tempo ci seguono e sono sempre più numerosi, grazie anche a loro abbiamo potuto fare la serata, e cioè il gruppo di Spina Pasquale del Vira. Ho rincontrato un amico che da tempo non lo vedevo, siamo stati assieme per tanti anni alla Villa Casa Materna, che è stato il teatro del nostro debutto, poi non ci siamo visti più, ognuno ha preso la propria strada e poi ci siamo rincontrati. E con grande piacere che ve lo annuncio, si tratta del mio amico Raimondo Mennella. Grazie Raimondo, grazie. E il gruppo altrettanto storico della signora Anna Nocerino. Grazie Anna. Prima abbiamo dedicato quella scenetta comica che faceva capo al spettacolo, in cui si è prestato gentilmente a questo scherzo comico l'attore Gennaro Lapillo. E questa serata l'ho anche dedicata, ma non l'ho legalizzata, a un'altra grande mia amica e collega che recentemente è scomparsa. Ho avuto veramente un grosso dispiacere perché siamo stati per tanti anni e poi vi presento anche un'altra collega, siamo stati assieme, tutti quanti assieme, in tante compagnie di sceneggiate. Sto parlando di Virginia da Brescia. Grazie a nome suo che ci sta guardando da lassù, e in sala c'è la figlia Anna Maria da Brescia.
Non potevo non ringraziare a colui che ci manda in onda quasi tutte le sere, e cioè il direttore della notissima emittente televisiva TV Edoardo. A proposito, devo dire la verità, chi la vede TV Edoardo? No, a Cano Pecorino c'è sta, con quantità di saldi c'è sta. Ah, parecchie persone. Parecchie. Devi fare di più. No, perché volevo anche dire, a volte non telefonate a me che volete vedere quel quadro, quell'altro quadro, non sono io il direttore, è lui, è l'amico Pino Equa. Facciate che ho telefonato a casa sua. Mi fate una cosa, sì, che scherzo. Ciao Pino e grazie sempre di tutto. Poi c'è un noto posteggiatore della nostra Napoli che continua sempre a posteggiare con successo, Gioacchino Iovino, che è venuto con... Prego. Che è venuto con degli amici come Mary Fabricino che fa degli eventi, c'è ancora Vania che costruisce degli eventi, ci organizza degli eventi, Antonietta Sorrentino una bravissima cantante, Virginio Nunziata un bravissimo presentatore, e poi ci sono i colleghi, quelli del teatro, i colleghi miei. È venuto a trovarmi e io sono molto contento. Teresa Rocco. Laura Gray, che ha fatto tanti festival della canzone napoletana, Comune Napal. Lei lanciò questa canzone. E poi è venuta la mia amica di sempre, la mia collega di sempre, già avete capito di chi si tratta, siamo stati per anni assieme, la nostra ultima fatica è stata l'anno scorso con Antonio Ottaiano da Re a me. Anzi, mi hanno detto che ieri Televomero ha mandato in onda, poi non stavo qua, non ho potuto vedere. Lei è reduce da un grande successo ottenuto con Serena Autieri, è vero, nello spettacolissimo Rosso Napoletano, e chissà quanti di voi l'avranno vista nella fiction Furore. Mi dispiace soltanto che l'hanno fatta, lasciamo stare. Gentili signore e signori, è venuta a trovarmi Maria del Monte! Adoro bacio. Vieni, fatela passare. Sono contento perché è difficile che poi viene, perché è sempre occupata purtroppo in tournée eccetera, però questa volta ce l'ha fatto con Carmine suo marito, accompagnata dalla figlia, ce l'ha fatta. Dai. E mette la mano qua e vedi come fa, e vedi la canzone che faceva da larga però, vabbè, ogni tanto. Con lei, a parte Raimundo, vorrei i due miei boys. Dove stanno? Maronna, come sono emozionata. Esse emozionante. Allora, innanzitutto volevo fare tanti complimenti a tutta la compagnia. Non ho parole. No, non è vero. Non è vero, è la verità. Lo so. Poi è inutile ringraziare il mio partner, che facciamo questo da un po' di tempo, però siamo sempre giovani, no? Modestamente. E poi si dice pure gallina vecchia Fa buon brodo. Fa buon brodo. non ha tarinda però. Certo, no. Oi, io ce l'avevo con te. Poi veramente di cuore devo dare un bacio grande a questi due giovanotti. Siete accresciuti, Veramente me l'ha giù cresciuta. È vero. Quando è che l'unippolo là, vieni a canon, vieni. Un bacetto a È un Maria. bacio a nonna. Io sono cazzi, no a nonna. Ci dire. Volevo dire una cosa. Dicono che i figli d'arte hanno una marcia in più. Ed è vero.
Però vorrei pure dire che molti figli d'arte a marcia tenere, però non sanno guidare. Oh no. Quindi è la verità, perché io sono uno che dice la verità. Loro veramente sono nati sul palcoscenico. Io pure ho cominciato a 5 anni e mezzo e quindi so che cosa significa. Loro sono nati artisti. Diceva Edoardo, non ha studiato, è nata. C'è sta chi che studia e chi che nasce. Detto questo, vi do un bacio grande. Grazie. Al mio carissimo collega Raimondo Salvetti e spero di incontrarlo al più presto. Grazie a voi che siete un pubblico meraviglioso. Grazie a tutti, grazie alla compagnia, tutti bravi, bravissimi, bravi. Grazie Maria, grazie. Grazie a te. Maria del Monte. Fate. Veramente sono cose gioiose che fanno veramente bene all'anima, è vero, anche perché poi si tratta di vecchie conoscenze come Laura, Greida, Lisa Rocca, lei in particolare, voglio dire. Va bene, incominciamo. Volevo ringraziare i nostri fonici e luci, Enzo Sorrentino. Alla batteria un altro veterano della storia del teatro napoletano, il maestro Oreste Fiscale. Il tutto cucito, arrangiato e diretto e suonato dal professor Franco Farina. Un grazie, una volta Maria, Laura, Teresa se lo ricordano, alla fine dello spettacolo c'era sempre qualcuno che tirava caramelle, cioccolatini, cose varie. Io tengo la fortuna di averla, questa persona che ogni spettacolo che viene butta delle caramelle. La signora Cocuzza. Irina, ciao! Ringraziamo ancora Don Antonio, la Monica e Padre Orlando che sono sempre disponibili e che sono alla gestione di questo teatro. Grazie. Signore e signori, il balletto Spazio Danza, diretto da Anni Di Stefano. Un nuovo acquisto, Peppe Romano. Ancora un nuovo acquisto. Titta Sforza. Si sforza sempre. È ritornato con noi un'altra vecchia amicizia, un altro vecchio amico, ma lui è giovane, Michele Caraviello. Attrice di cinema, teatro e televisione, Giovanna Monetti. E con noi una brava caratterista e cantante, Anna Sachs. Marie, questo giovanotto che ti presento aveva 15 anni quando è venuto con noi. Adesso ce n'ha molti di più, purtroppo pochi anni di differenza. Poi si è allontanato per lavoro, poi è ritornato, poi si è allontanato, adesso è tornato e mi sembra che voglia rimanere. Per cui io dico con tutta la compagnia, bentornato a Gabriele Officioso. Bravo. Eccola qua, vai. Sempre lei con noi, Raffaella Cardo. Guarda, dico una cosa. Io spero al più presto perché la perderemo, non nel senso per carità, no, la perderemo perché convolerà a nozze, quindi come si dice, auguri a una nuova mamma, a una nuova moglie e purtroppo chi lo sa, forse arrivederci ad un artista.
Quindi quando non la vedrete, cominciate a mi telefonare, ma non ci sta, Antufata, non ci sta, là, no. Per dire i nomi che io metto sempre scherzosamente parlando, va bene? Perciò cerca anche dopo sposati con Gennaro, ci sta Gennaro? No, c'è Gennaro in Ah, Gennari, capite? Anche dopo sposato cerca di farla partecipare, che ne abbiamo bisogno, va bene? Raffaella Caldo. Un ringraziamento al siparista, fotografo di scena, attore e collaboratore Carmine Di Maio. Andiamo a passerella. E Andrea Salvetti. Buona Pasqua. Auguri a tutti papà per domani. E auguri a tutti papà per E domani. a Giuseppe. Forza Napoli, forza Napoli. Buon inizio di settimana e soprattutto vi auguro con tutto il cuore tanta buona salute.